Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus todo poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos aleluia.
Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. 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 Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos aleluia. Aleluia.
erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia. Buongiorno a tutti, buongiorno con la pace del Signore Gesù. Stiamo iniziando la preghiera del mattino, un programma mattinale della Shea Adamit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria in Italia. E io sono il missionario Victor Lopes. Oggi, il 19 gennaio 2023, giovedì, siamo qui nella presenza del Signore, partecipando di questo culto, di questo servizio, benedicendo il nome santo del Signore. Vorrei dare benvenuti a tutti, benvenuti, che Dio vi benedica. Per noi è una benedizione avervi qua con noi in questo canale. Ringraziamo il Signore per questa mattina e che potete sentire la presenza del Signore ovunque sia. Non importa dove ci siamo, il luogo, il posto, se sia in macchina, al lavoro, a casa, non importa. La presenza del Signore c'è. La Bibbia dice che Gesù ha detto che i veri adoratori adoreranno al Padre in spirito e in verità. Alleluia.
che benedizione poter essere qui con voi. Vorrei dire che noi siamo qui con il proposito di pregare, di adorare al Signore e di leggere la sua parola. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, sempre dalle 8 alle 9, noi siamo qui con essi, leggendo la parola di Dio, pregando per le cause, per ogni richiesta e presentando al Signore i nostri fratelli, la nostra famiglia, il lavoro e altre cose che abbiamo bisogno di presentare al Signore. Ringraziando soprattutto per la vita, per un giorno in più, per la salute, per la benedizione del Signore su di noi, per la sua provvidenza. Così è molto importante quando Gesù ci ha insegnato la preghiera dicendo: Padre nostro che sei in cielo, santificato sia il tuo nome, venga a noi il tuo regno e sia fatta la tua volontà, così in cielo, così in terra come è in cielo. Il pane quotidiano, e comincia a benedire, a ringraziare per la provvidenza. Quindi stamattina che possiamo chiedere che il Signore faccia la sua volontà sulla nostra vita, che il suo regno sia in noi, che noi possiamo essere partecipi di questo regno e adorare al Signore. Tu che sei qua per la prima volta, vorrei darti benvenuti, che Dio ti benedica, che Dio benedica la tua casa, la tua famiglia. Questo canale è un canale di una chiesa cristiana, evangelica, pentecostale, missionaria. Amen? E noi siamo qui insieme con un unico proposito: adorare a Lui, a colui che ha dato suo Figlio unigenito, per chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Vorrei invitarti anche per iscriversi su questo canale. Fa la tua iscrizione. Ecco, se tu non hai ancora fatta, falla ora. È importantissimo che tu sia iscritto e che tu anche aggiunga altri, possa aggiungere altri a questo canale. Condivide questo link, questa diretta ai vostri amici, alla vostra famiglia, e così chiedeteli di iscriversi, così ci aiuterai a essere più visibile in tutta l'Italia. Quando una persona al sud o fuori Italia, in un altro paese, scrivere, cercare su YouTube preghiera preghiera del mattino, pentecostale, non sei solo, questi nomi, troverà questa preghiera. E io ringrazio Dio per la tua vita, ti ringrazio perché tu apri la porta e mi lasci entrare per fare questa colazione spirituale insieme. Tutte le mattine siamo qua a fare questa colazione spirituale. È un caffè con Dio, è un momento di molta benedizione. Chi non partecipa perde, ma noi siamo qua prendendo la parte migliore. Amen? E chi vedrà dopo, ti saluto, quelli che sono a lavoro, un saluto a tutti i miei fratelli, quelli che sono in Italia, quelli che sono in Grecia, quelli che sono in Albania, quelli che sono in Romania, quelli che sono in Svizzera, quelli che sono in Brasile, quelli che sono in tutto il mondo. Un saluto a voi, principalmente, certo, quelli che parlano italiano perché ci capiscono, e così vorrei mandare questo saluto a tutti i miei fratelli. Va bene? Che Dio benedica. E vorrei mandare un abbraccio forte, speciale ai miei fratelli di Firenze.
mi mancate, che Dio vi benedica, un abbraccio grande. Questa domenica, se vorrà il Signore, ci saremo insieme per lodare il nome santo di Gesù. Amen. Un abbraccio a tutti i miei fratelli, i missionari, la missionaria Cari, il missionario Marco, Denisa, i ragazzi, Giovanni, Dariana, Vinicius, Darli, Jonathan, Esmeralda, Ana Maria, Milvia, che Dio benedica a tutti, Lucia, Dio vi benedica, un abbraccio grandissimo, anche Maurício che è tornato di Brasile con la sua famiglia, un abbraccio, che Dio benedica a tutti i miei fratelli, anche ai fratelli della nostra base missionaria a Pomarante, Pisa, missionaria Carminha e tutti che sono lì, che Dio benedica in nome di Gesù. Anche i nostri fratelli di Verona, un abbraccio, Salvatore, Rossana, Loredana, Giovanni, Giovanna, tutti che sono lì a Verona, un abbraccio grande, e questa domenica, se vorrà il Signore, ci vediamo. Preghiamo per la missionaria Denisa, perché oggi è un giorno importante, ma è il giorno che ha fatto il Signore. Possiamo gioire con tutto il nostro cuore. Amen? Glória a Dio. Preghiamo per iniziare. Padre Santo, in nome di Gesù, veniamo a Te in questo momento per ringraziarti per questa mattina in più, questo giorno che ci hai dato, e stiamo iniziando nella Tua presenza. Grazie per la Tua presenza, perché è percepibile fra noi. Signore, grazie per la Tua grazia, per il Tuo amore e per il Tuo perdono, perché tramite il Tuo perdono hai aggiunto, tramite il Tuo sacrificio, hai raggiunto a Dio uomini di tutte le tribù, di tutte le nazioni, quelli che erano persi, Signore, lontani, Tu hai raggiunto. Grazie, Signore, per la vita dei miei fratelli che sono con noi, per la mia famiglia, missionaria Priscilla, e per tutti che sono in diretta con noi stamattina. Grazie per la vita di ognuno, per lo sforzo di svegliarsi presto e di partecipare di questa preghiera. Quelli che sono a lavoro, ma il cuore è connesso all'abra Shereminavia. Gesù, tante volte noi siamo di là di qua, ma il nostro cuore è connesso con Te. Perché dove è il Tuo tesoro, lì c'è il Tuo cuore. Signore, Ti prego stamattina di aiutarci a proseguire, a non rimanere per la strada né tornare indietro. Quante volte noi ci svegliamo e vediamo una nebbia sulla strada e diciamo: come proseguire? La strada non è così visibile. A volte ciò che vediamo ci porta paura, insicurezza, ma che possiamo fissare i nostri occhi su in cielo, che possiamo fissare i nostri occhi su di Te, Signore, perché Tu sei la nostra luce e la nostra salvezza. Opera stamattina, Signore, nella vita della missionaria Denisa in speciale. Vorrei chiederti per lei che Tu possa essere con lei, come Tu sei stato finora, e che Tu possa essere con lei, Signore, stamattina, ombro a ombro, mano a mano, accanto, Signore, che lei possa sentire la Tua presenza in ogni momento. Questo è il giorno fatto dal Signore. Padre, che Tu possa operare, che nessun intervento del nemico possa avvenire su di lei, ma che Tu possa proteggerla di ogni dardo, che Tu possa proteggerla di ogni azione, Signore, nel nome di Gesù, che siano le Tue mani,
che sia te, Signore. Opera, Gesù, nella vita di Denisa. In nome di Gesù, Padre, ti prego per tutti i miei fratelli, tutti i cooperatori della tua opera, per il progetto Non Sei Solo, la scuola missionaria. Gesù, ti prego per tutti i progetti che sono dentro il progetto Non Sei Solo, la classe, il pacco alimentare, la terza. Gesù ci guida in ogni cosa, prepara gli operai che ci sono, capacita, rinforzali, vivificali, ravvivali, risvegliali, Signore, che il tuo nome sia innalzato tramite loro. Dà a loro la capacità che io non posso dargli. Dà, Signore, a loro la forza che loro non hanno. Dà a loro la resistenza, la persistenza, la saldezza, la abbondanza, la perseveranza che loro non hanno, Signore. Che tu possa preparargli e porta anche, Signore, altri, porta nuovi operai per aggiungere assieme a questi che sono già con noi. Ti prego, Signore, che tu possa benedire a me, a Priscilla, che siamo responsabili, ma diciamo siamo i servi di questa opera, di questa missione. Signore, ci dia la forza. Signore, dacci equilibrio, direzione, pace, chiarezza. Ti prego, Signore, stamattina per Pastore Eurico, la sua moglie che è incinta, la Francesca. Signore, dia salute a Francesca. Signore, sia con lei durante tutta questa gravidanza, fino al giorno di partorire, sia con la sua bambina piccola Rebecca. Signore, ti prego, benedisce il viaggio di ritorno di Sandra, che tu possa essere con lei nel ritorno, come sei stato nella andata. Ti ringrazio per questi giorni di benedizione che lei è stata qui. Ti prego, Signore, per la sua famiglia, che tu possa benedirli ancora, che tu possa fare cose grandi e compiere tutto il tuo piano sulla sua vita. Ti prego, Signore, per i nostri fratelli che sono in altri paesi, come la Mira in Grecia, la famiglia che si è convertita lì. Ti prego per i nostri fratelli che sono in Albania, in Romania, in Svizzera, per la sorella Daisy che è a Como. Signore, per i nostri fratelli di Verona, di Pomarance. Signore, ti ringrazio per la vita di Carminha, di Marisa, di tutta la famiglia. Continua con le tue mani stese, Signore, operando. Ti prego, Gesù, che tu possa parlarci tramite la tua parola. Dà salute, Signore, agli anziani della nostra Chiesa. Benedisce gli assistiti, gli alunni, quelli che parteciperanno del progetto della terza età. Apri le porte, provvedi, Signore, muovi i cuori. Ti prego, Signore, che tu possa continuare con noi, nel nome di Gesù. Amen. Glória a Dio. Oggi la parola di Dio si trova in Genesi, capítulo 35, 36 e 37. Gênesi 35, 36 e 37. Apri la tua Bibbia e leggi insieme a me.
Gloria a Dio. Leggiamo. Dio disse a Giacobbe: levati, sali a Betel e dimora là, e fa in quel luogo un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esau. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: rimovete dal vostro mezzo gli dei stranieri, purificatevi e cambiate le vostre vesti. Poi leviamoci e andiamo a Betel, e io farò là un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia avversità e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Allora essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli orecchini che portavano agli orecchi. E Giacobbe li nascose sotto la quercia che si trova vicino a Sichem. Poi essi partirono e il terrore di Dio cade su tutte le città intorno a loro, così che non inseguirono i figli di Giacobbe. Così Giacobbe giunse a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan, egli con tutta la gente che era con lui. E là egli costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché là Dio gli era apparso. Quando egli fuggiva davanti a suo fratello, allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, ai piedi della quercia che fu chiamata Allon-Bacut. Dio apparve ancora a Giacobbe quando questi veniva da Padan Aram e lo benedisse. E Dio gli disse: il tuo nome è Giacobbe, tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele. E gli mise nome Israele. Quindi Dio gli disse: io sono il Dio onnipotente, sii fruttifero e moltiplica una nazione, anzi un insieme di nazioni discenderà da te, e dei re usciranno dai tuoi lombi, e darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese che diedi ad Abramo e a Isacco. Poi Dio salì in alto da lui, dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse una stele di pietra, nel luogo dove Dio gli aveva parlato, e su di essa fece una libazione e vi sparse sopra dell'olio. E Giacobbe chiamò il luogo dove Dio gli aveva parlato Betel. Poi partirono da Betel. Mancava ancora un tratto di strada per arrivare ad Efrata, quando Rachele partorì. Ela ebbe un travaglio difficile, e durante il difficile travaglio per partorire la levatrice le disse: non temere, perché anche questa volta hai un figlio. E mentre l'anima la lasciava perché morì, gli pose nome Benoni, ma il padre lo chiamò Beniamino. Così Rachele morì e fu sepolta sulla via di Efrata, cioè Betlem. E Giacobbe eresse sulla sua tomba una stele, e la stele sulla tomba di Rachele che esiste ancora oggi. Poi Israele partì e piantò la tenda al di là di Migdal Eder. E avvenne che mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò e si coricò con Billa, concubina di suo padre. Israele lo seppe. Or i figli di Giacobbe erano 12, i figli di Lea
Ruben, primogenito di Giacobbe, Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zebulon. I figli di Rachele, Giuseppe e Beniamino. I figli di Bila, serva di Rachele, Dan e Neftali. I figli di Zilpa, serva di Lea, Gad e Asher. Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Padan Aram. Poi Giacobbe venne da Isacco, suo padre, a Manre e Kiryat Arba, cioè Hebron, dove Abraamo e Isacco avevano soggiornato. Ora Isacco visse 180 anni. Così Isacco spirò, morì e fu riunito al suo popolo, vecchio e sazio di giorni, ed Esaù e Giacobbe, suoi figli, lo seppellirono. Questa è la discendenza di Esaù, che è Edom. Esaù prese le sue mogli tra le figlie dei Cananei: Ada, figlia di Elon, Liteo, e Olibamà, figlia di Anà, figlia di Tisbeon, Liveo, e Basemat, figlia di Ismaele, sorella di Nebaiot. Ada partorì ad Esaù Elifas, e Basemat partorì Reuel, e Olibamà partorì Yeush, Yalam e Corà. Questi sono i figli di Esaù, che gli nacquero nel paese di Canaan. Poi Esaù prese le sue mogli, i suoi figli, le sue figlie, tutte le persone della sua casa, le sue greggi, tutto il suo bestiame e tutti i suoi beni che aveva acquistato nel paese di Canaan, e se ne andò in un paese, lontano da Giacobbe, suo fratello, poiché i loro possedimenti erano troppo grandi perché essi potessero dimorare assieme. Il paese nel quale soggiornavano non era in grado di sostenerli a motivo dei loro bestiami. Così Esaù si stabilì sulla montagna di Seir, Esaù e Edom. Discendenza dei figli di Esaù e i capi discesi da loro. Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, su monte Seir. Questi sono i nomi dei figli di Esaù: Elifas, figlio di Ada, moglie di Esaù; Reuel, figlio di Basemat, moglie di Esaù. I figli di Elifas furono Teman, Omar, Tisefo, Gatam e Kenas. Or Timina era la concubina di Elifas, figlio di Esaù. Ella partorì ad Elifas Amalek. Questi furono i figli di Ada, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Reuel, Naat, Ezerra, Shammah e Mizah. Questi furono i figli di Basemat, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Oholibamah, figlia di Anà, figlia di Tisbeon, moglie di Esaù. Ella partorì a Esaù Yeush, Yalam e Corà. Questi furono i capi dei figli di Esaù. I figli di Elifas, primogenito di Esaù, il capo Teman e il capo Omar, il capo Tisefo e il capo Kenas, il capo Corà, il capo Gatam e il capo Amalek. Questi furono i capi discesi da Elifas, nel paese di Edom. Essi furono i figli di Ada. Questi furono i figli di Reuel, figlio di Esaù, il capo Naat, il capo Zerra, il capo Shammah e il capo Mizah. Questi furono i capi discesi da Reuel, nel paese di Edom. Essi furono i figli di Basemat, moglie di Esaù.
Questi furono i figli di Oholibamah, moglie di Esau, il capo Yeush, il capo Yalam e il capo Korah. Essi furono i capi discesi da Oholibamah, figlia di Anà, moglie di Esau. Questi furono i figli di Esau, che è Edom, e questi furono i loro capi. I figli di Seir, versetto 20. Questi furono i figli di Seir, l'Oreo, che abitavano il paese, Lotan, Shobal, Tisibeon e Anà, Dishon, Etzer e Dishan. Questi furono i capi degli Orei, figli di Seir nel paese di Edom. I figli di Lotan furono Ori e Emamma, e la sorella di Lotan fu Timina. Questi furono i figli di Shobal, Alvan, Manaat, Ebal, Shefo e Onam. Questi furono i figli di Tisibeon, Aya e Anà. Questo è l'Anà che trovò le acque calde nel deserto, mentre pascolava gli asini di Tisibeon, suo padre. Questi furono i figli di Anà, Dishon e Oholibamah, figlia di Anà. Questi furono i figli di Dishon, Emdam, Eshbam, Itram e Keran. Questi furono i figli di Etzer, Bilhan, Zavan e Akan. Questi furono i figli di Disham, Us e Aran. Questi furono i capi degli Orei, il capo Lotan, il capo Shobal, il capo Tisibeon, il capo Anà, il capo Dishon, il capo Etzer, il capo Dishan. Questi furono i capi degli Orei, i capi che essi ebbero nel paese di Seir. Versetto 31 ancora. Questi furono i re che regnarono nel paese di Edom, prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. Bela, figlio di Beor, regnò in Edom. Il nome della sua città fu Din-Abba. Bela morì e al suo posto regnò Jobab, figlio di Zera, da Botsarà. Jobab morì e al suo posto regnò Usham, del paese dei Temaniti. Usham morì e al suo posto regnò Hadad, figlio di Bedad, che sconfisse i Madianiti nei campi di Moab. E il nome della sua città fu Avit. Hadad morì e al suo posto regnò Samlah, da Masrekah. Samlah morì e al suo posto regnò Saul di Rehoboth sul fiume. Saul morì e al suo posto regnò Baal-Hanan, figlio di Acbor. Baal-Hanan, figlio di Acbor, morì e al suo posto regnò Adar. Il nome della sua città fu Pau e il nome di sua moglie Metabel, figlia di Matred, figlia di Mesaad. Questi furono i nomi dei capi di Esau, secondo le loro famiglie, secondo i loro territori, coi loro nomi: il capo Timna, il capo Alva, il capo Yetet, il capo Oholibamah, il capo Elà, il capo Pinon, il capo Kenas, il capo Teman, il capo Mibitsa, il capo Magdeel, il capo Iram. Questi furono i capi di Edom secondo le loro dimore nel paese che possedevano
possedevano. Questi fu Esaù, il padre degli Edomiti. Capite qua la formazione dei Edomiti. È interessante che fra la discendenza di Esau c'era uno qua che in tutti i discendenti dicono, la Bibbia dice, questo è disceso e basta, ma c'era uno che la Bibbia dice, c'era uno che la Bibbia ha detto così. Versetto 23. Versetto 24. Questi furono i figli di Tisibeon, Aia e Anà. Questo è l'Anà. Interessante che questo Anà trovò le acque calde nel deserto, mentre pascolava gli asini di Tisibeon, suo padre. A tutti i discendenti la Bibbia dice solo la discendenza. A questo, oltre la discendenza, dice anche una caratteristica, una cosa che è rimasta fissa in quell'epoca, una scoperta magnifica. E veramente Esau era un uomo che scopriva, perché lui non rimaneva a casa come Giacobbe. Lui era un uomo che andava per la terra e cercava e conosceva molto. E la sua discendenza veramente c'è questa caratteristica. Capitolo 37 ancora. Or Giacobbe dimorò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge coi suoi fratelli. Il giovinetto stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, moglie di suo padre. Or Giuseppe riferì al loro padre la mala fama che circolava sul loro conto. Or Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Ma i suoi fratelli, vedendo che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli, presero ad odiarlo e non gli potevano parlare in modo amichevole. Or Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, e questi lo odiarono ancora di più. Egli disse loro: udite, vi prego, il sogno che ho fatto. Ecco, noi stavamo legando dei covoni in mezzo al campo, quando ecco il mio covone si drizzò e rimase dritto, ed ecco i vostri covoni si riunirono intorno e si inchinarono davanti al mio covone. Allora i suoi fratelli gli dissero: dovrai tu regnare su di noi, o dovrai tu veramente dominarci? E lo odiarono ancora di più, a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ecco, io ho fatto un altro sogno, ed ecco il sole e la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli, e suo padre lo riproverò e gli disse: cosa significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci a terra davanti a te? E i suoi fratelli gli portavano invidia, ma suo padre serbava la cosa dentro di sé. Or, i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. E Israele disse a Giuseppe: i tuoi fratelli non stanno forse pascolando il gregge a Sichem? Vieni, che ti manderò da loro. Egli rispose: eccomi. Israele gli disse: ora va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se il gregge va bene, e poi torna a riferirmelo.
Così lo mandò dalla valle di Hebron ed egli arrivò a Sichem. Ora, un uomo lo trovò mentre egli andava vagando pela campanha. E quell'uomo gli domandò, dicendo: Che cerchi? Ele rispose: Sto cercando i miei fratelli. Per favore, dimmi dove si trovano a pascolare. Quell'uomo gli disse: Sono partiti di qui, perché li ho sentiti dire: Andiamo a Dotana. Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotana. Essi lo scorsero da lontano e, prima che fosse loro vicino, complottarono contro di lui per ucciderlo e dissero l'un l'altro: Ecco che arriva il sognatore. Ora dunque venite, uccidiamolo e gettiamolo in un pozzo. Diremo poi che una bestia feroce lo ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ruben udì questo e lo liberò dalle loro mani e disse: Non gli togliamo la vita. Poi Ruben aggiunse: Non spargete sangue, ma gettatelo in questo pozzo nel deserto e non colpitelo di vostra mano. Diceva così per liberarlo dalle loro mani e riportarlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto, preso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste e della lunga veste fino ai piedi che indossavano. Poi lo presero e lo gettarono nel pozzo. Ora il pozzo era vuoto, senza acqua dentro. Poi si misero a sedere per prendere cibo, ma alzando gli occhi, ecco, videro una carovana di Ismaeliti che veniva da Galaad con i loro cameli carichi di spezie, di balsamo e di mira, in viaggio per portarli in Egitto. Allora Giuda disse ai suoi fratelli: Che guadagno avremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Venite, vendiamolo agli Ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne. E i suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi sollevarono e tirarono Giuseppe fuori dal pozzo e lo vendettero agli Ismaeliti per 20 sicli d'argento. E questi condussero Giuseppe in Egitto. Or Ruben tornò al pozzo ed ecco Giuseppe non era più nel pozzo. Allora egli si strasciò le vesti, poi tornò dai suoi fratelli e disse: Il fanciullo non c'è più, e io dove andrò? Io? Così essi presero la lunga veste di Giuseppe, uccisero un capro, immersero la veste nel sangue, poi mandarono uno a portare la lunga veste al loro padre e a dirgli: Abbiamo trovato questo. Ora vedi se è la veste di tuo figlio o no. Ed egli la riconobbe e disse: È la veste di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato. Certamente Giuseppe è stato sbranato. Giacobbe allora si strasciò le vesti, si mise un cilicio ai fianchi e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. E tutti i suoi figli, tutte le sue figlie vennero a consolarlo. Ma egli rifiutò di essere consolato e disse: Io scenderò nello Sheol da mio figlio facendo cordoglio. Così suo padre lo pianse. Intanto i Madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone e capitano delle guardie. Una storia che fa riferimento al futuro anche, no? Un discendente parla della sua tunica lunga, lunghissima, bagnata con il sangue. E quello ragazzo venduto
per 20 cicli di argento. Un tradimento che a leggere vediamo che fratelli sono questi, ma più avanti comprenderemo la via del Signore. Leggiamo ancora Salmo 12. Ci sono cose che non capiamo oggi, come Gesù ha detto. Capirete dopo. E Giuseppe ha passato lì quella situazione, ma per un proposito al futuro. Salmo 12. Salva, o Eterno, perché gli uomini pii sono venuti meno, e i veraci sono scomparsi in mezzo ai figli degli uomini. Ciascuno dice falsità al suo prossimo. Essi parlano con labbra adulatrici e con un cuore doppio. L'Eterno recida tutte le labbra adulatrici e la lingua che parla con orgoglio. Di coloro che dicono, con la nostra lingua prevarremo, le nostre labbra ci appartengono. Chi è Signore sopra di noi? A motivo dell'oppressione dei miseri e del grido dei bisognosi, ora mi leverò, dice l'Eterno, e li metterò in salvo da quelli che li insidiano. Le parole dell'Eterno sono parole pure, come argento raffinato in una fornace di terra, purificato 7 volte. Tu, o Eterno, li proteggerai e li preserverai da questa generazione per sempre. Gli empi si agiranno impunemente dappertutto, quando tra i figli degli uomini viene esaltato il male. Vedete qua? Lì sembra una storia di una fine, è venduto Giuseppe, ma non c'era la fine, perché c'è il Signore e il Signore è giusto. Gloria a Dio. Marco 14. Marco 14. Ora, 2 giorni dopo era la Pasqua e la festa degli Asimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo, ma dicevano: non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo. Ora egli, trovandosi a Betânia in casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, entrou una donna com um vaso de alabastro, de óleo profumato, de autêntico nardo, de grande valore. Or ella, roto il vaso di alabastro, glielo versò sul capo. E alcuni si sdegnarono fra di loro e dissero: perché tutto questo spreco di olio? Poiché si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano indignati contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela fare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, e quando volete potete far loro del bene, ma me non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che poteva, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12,
andò dai capi dei sacerdoti per consegnarlo nelle loro mani. Ed essi, udito ciò, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Così egli cercava un'occasione propizia per tradirlo. Ora, nel primo giorno della festa degli Asimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a prepararti da mangiare la Pasqua?» Allora egli mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e incontrerete un uomo che porta una brocca piena d'acqua. Seguitelo. E là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro chiede: dov'è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli allora vi mostrerà una grande sala di sopra arredata e pronta. Là apparecchiate per noi». E i suoi discepoli andarono e, giunti in città, trovarono come egli aveva loro detto e apparecchiarono la Pasqua. E quando fu sera, egli giunse con i 12. E mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà». Allora essi cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io?» E un altro disse: «Sono forse io?» Ed egli rispondendo disse loro: «È uno dei 12 che intinge con me nel piatto. Sì, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui se quell'uomo non fosse mai nato». E mentre essi mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo averlo benedetto, lo spessò e lo diede loro, dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Quindi disse loro: «Questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». E dopo aver cantato un inno uscirono, dirigendosi verso il Monte degli Ulivi. E Gesù disse loro: «Voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, io vi precederò in Galilea». E Pietro gli disse: «Anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò». E Gesù gli disse: «In verità ti dico che oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti 2 volte, mi rinnegherai 3 volte». Ma egli con più fermezza diceva: «Anche se dovesse morire con te, non ti rinnegherò affatto». Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Poi essi arrivarono ad un luogo chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedete qui finché io abbia pregato». Quindi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere preso da timore e angoscia, e disse loro: «L'anima mia è grandemente rattristata fino alla morte. Rimanete qui e vegliate». E andando un poco avanti si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, si allontanasse da lui quell'ora. E disse: «Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi». Quindi, tornato indietro, trovò i discepoli che dormivano e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non hai avuto la forza di vegliare una sola ora? Vegliate e pregate perché non entrare in tentazione. Certo, lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Se ne andò di nuovo e pregò dicendo le medesime parole, e ritornato trovò i discepoli nuovamente addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Infine ritornò per la terza volta e disse loro: «Dormite pure ora
e riposatevi, basta, l'ora è giunta. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco colui che mi tradisce è vicino. E in quell'istante, mentre egli parlava ancora, giunse Giuda, uno dei 12, e con lui una gran turba con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo: quello che bacerò è lui. Pigliatelo e conducetelo via sotto buona scorta. E come fu giunto subito, si accostò a lui e disse: Rabbi, Rabbi, e lo baciò caldamente. Essi allora gli misero le mani addosso e lo arrestarono. E uno dei presenti trasse la spada, percorse il servo del sommo sacerdote e gli recise un orecchio. Allora Gesù, rispondendo, disse loro: siete venuti con spade e bastoni per catturarmi, come se fossi un brigante. Eppure ogni giorno ero in mezzo a voi, nel tempio ad insegnare, e voi non mi avete preso. Ma questo è avvenuto perché si adempissero le scritture. Allora i discepoli, abbandonatolo, se ne fuggirono tutti, ed un certo giovane lo seguiva, avvolto in un lenzuolo sul corpo nudo, e i giovani lo afferrarono, ma egli, lasciato il lenzuolo, se ne fuggì nudo dalle loro mani. Essi allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, presso il quale si radunarono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi, e Pietro lo seguì da lontano fin dentro il cortile del sommo sacerdote, dove si mise a sedere con le guardie, scaldandosi vicino al fuoco. Ora i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù, per farlo morire, e non ne trovavano. Molti infatti deponevano il falso contro di lui, ma le loro testimonianze non erano concordi. Allora alcuni, alzatisi, testimoniarono il falso contro di lui, dicendo: non l'abbiamo udito dire: io distruggerò questo tempio fatto da mani, e in 3 giorni ne edificherò in altro non fatto da mani? Ma neppure su questo la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniamo costoro contro di te? Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? E Gesù disse: sì, io lo sono. E voi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia che ve ne pare? E tutti lo giudicarono reo di morte. Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a bendargli il viso, a dargli degli schiaffi e a dirgli: indovina, e le guardie lo percutevano. Mentre Pietro era giù nel cortile, sopraggiunse una serva del sommo sacerdote, e visto Pietro che si scaldava, lo guardò attentamente e disse: anche tu eri con Gesù Nazareno. Ma egli negò dicendo: non lo conosco e non capisco ciò che dici. Uscì quindi fuori nel vestibolo e il gallo cantò. Or la serva, vedutolo di nuovo, cominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli negò ancora, e poco dopo i presenti dissero di nuovo a Pietro: veramente tu sei uno di loro, infatti sei Galileo e il tuo parlare lo rivela. Ma egli cominciò a maledire e a giurare: io non conosco quest'uomo di cui parlate. Il gallo cantò per la seconda volta.
Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: prima che il gallo canti 2 volte, mi rinnegherai 3 volte. E pensando a ciò, scoppiò a piangere. Amen. Tutto tradimento, uno che lo ha rinnegato, ma ogni storia di gloria c'è un percorso e Gesù ha dovuto passare quel percorso, come noi dobbiamo passare il nostro percorso, ma alla fine è tutto diverso. Che Dio vi benedica, vi auguro una buona giornata e se vorrà il Signore domani ci siamo nello stesso orario alle 8 con la preghiera del mattino. Grazie Gesù per questa parola, per ciò che hai fatto, che hai parlato e che possa rimanere nel nostro cuore, possa germogliare e possa fare dimora in noi, che tuo Spirito ci guidi tutto questo giorno, che possiamo comprendere che anche se esistono i tradimenti, ma le conseguenze del tradimento sono dure. Ti prego, Signore, che possiamo rimanere saldi e vigilanti, che possiamo, Signore, stare attenti alle tue parole e che possiamo custodirla nel nostro cuore per non peccare contro di te. Guidaci durante tutta questa giornata, sia con noi, in nome di Gesù. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo sia con tutti noi, oggi, domani, per sempre. Noi diciamo Amen. Lascia tuo mi piace, lascia tuo commento e non dimentica di fare la tua iscrizione ancora. Ciao a tutti, che Dio vi benedica. Questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante
miei peccati miei. Grande la tua grazia,